La sezione arbitri AIA di Imola festeggia i suoi primi 50 anni. Siamo con il presidente Luca Marzari, una bella soddisfazione questa sera, tanti ospiti. Sì, abbiamo un centinaio di ospiti, 80 ragazzi della sezione, quasi tutti i giovani hanno risposto positivamente all'invito, in più abbiamo alcune cariche anche nazionali, abbiamo dei componenti di commissione nazionale, il presidente regionale e altre cariche, insomma alcuni presidenti di sezione dell'Emilia Romagna che ci fanno il piacere di presenziare questa sera. Una sezione importante che ha avuto e ha anche importanti arbitri a livello nazionale. Sì, la sezione ha avuto assistenti a livello di Serie A, arbitri a livello di Serie C e assistenti pure, diversi arbitri a livello di Serie D interregionale negli ultimi anni. In questo momento abbiamo diversi buoni arbitri a livello regionale, in eccellenza e in promozione, che si spera sempre che col passare del tempo possano crescere. I prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi sono domani, sono l'organizzazione del prossimo campionato, l'organizzazione dei prossimi corsi arbitri e cercare di programmare l'attività tecnica guardando il più avanti possibile. Una serata di festeggiamenti un po' interrotta proprio nei giorni scorsi dalla morte di Farina, arbitro internazionale, quindi mancherà questa sera Nicchi che era stato invitato, però dovrete obbligatoriamente procedere ad alcune premiazioni. Sì, sicuramente la serata si svolgerà in tono decisamente minore perché la scomparsa di Stefano Farina ha colpito tutto l'ambiente arbitrale, non solo i livelli nazionali, ovviamente non solo la sezione di Imola ma tutta l'associazione. Martedì purtroppo questa notizia ha colpito in maniera pesante tutti, sarà sicuramente una serata dedicata a lui, apriremo con un suo ricordo e durante tutta la serata cercheremo di ricordarlo e di tenerlo ben presente perché era comunque prima che un grande arbitro anche un grande uomo. Fra i tanti ospiti anche il primo presidente, poi vedo anche uno dei primi associati, il dottor Costa. Sì, il dottor Costa che per un anno ha retto la sezione da commissario speciale e il primo presidente che è il professor Vittorio Ferri che sicuramente è una presenza importante, quando parla è tenuto in assoluta considerazione, è il decano sezionale e insomma senza di lui in sezione non può accadere nulla. E quante partite coprite a settimana, campionato avviato? A campionati avviati in settimana tra gare regionali e gare provinciali copriamo grosso modo una cinquantina di partite, ovviamente dipende dagli accoppiamenti dei gironi, delle società, comunque grosso modo una cinquantina di designazioni. Arbitri sempre seguiti dagli osservatori. Assolutamente sì, gli osservatori sono assolutamente la spina dorsale di una sezione arbitri perché per far crescere ragazzi giovani e ragazzi che hanno dai 15 anni, dai 15 ai 20 anni, insomma è importantissima la formazione, è importantissimo che gli osservatori si dedichino a loro per cercare di curare da prima le cose grossolane per poi piano piano affinare i dettagli e creare un arbitro che sia sempre più pronto per le categorie regionali e perché no per le categorie nazionali. Il professor Vittorio Ferri è il primo presidente della sezione AIA di Imola, però in realtà non è nata 50 anni fa, come primo gruppo addirittura 68 anni fa. 68 anni fa. E l'ha creato lei? Sì. Ero unico, ce n'era uno in pensione vecchio, che non sapevo, e lui causalmente una sera mi diede la tessera Bernardi a dargliela a lui, seppi chi era perché lo conoscevo, e così abbiamo fatto questo gruppo, da gruppo di sottosezione di Bologna, e sono stato consigliere a Bologna poi come sottosezione con Bernardi. E poi dopo ci hanno dato i 50 e lì ho fatto il presidente ancora, perché poi io il presidente l'ho fatto su 68, facciamo 30-40 anni, perché quando abbiamo fatto anche la sede nuova, perché noi abbiamo girato, eravamo dal bar Manzoni, che c'era Manzoni, il babbo ci aveva messo a disposizione una saletta, per diversi anni siamo stati lì, dopodiché abbiamo cominciato, eravamo numerosi, siamo andati ospiti e poi abbiamo girato, poi alla fine ci facciamo questa sessione. Quanti eravate all'inizio? Quando abbiamo fatto la sessione eravamo 101, 102, quando eravamo come numero, dopo abbiamo sempre girato sui 100. Dopodiché quando vado a Roma, io allora ero anche nella pallamano, no? Con Lobello, ero commissario speciale, vado giù dalle parti di Bari, piglio l'aereo, trovo Campanati, dico Giulio, sta un po' a sentire, una volta mi hai fatto un discorso che se facevamo la sede tu mi davi qualcosa. Dico, dice Vittorio, io ti do 25 milioni. Allora vedi che sezione, ragazzi cosa facciamo? Facciamo la sede, però allora disse, chi c'era con me? Non so,
un collega lì del consiglio dice: ma quanti abbiamo di soldi in cassa? Dico, ma quanto c'è? Dice: "No, 300 euro. E dice: sai cosa facciamo per fare le prime spese? Domattina tutti noi 7 andiamo da Gallica in banca e gli diamo un assegno di 1 milione di lire. Così mettiamo insieme 7 milioni e cominciamo a cercare i geometri." E abbiamo cominciato così. E adesso la sezione festeggia. Lei è ancora qua? Io sono ancora qua. A seguire i ragazzi anche. Ogni tanto ci vado. Poi ho avuto mia moglie morta 2 anni fa, quindi ho una situazione in casa che ho un nipote che vive con la badante, eccetera. Quindi è un problema anche quello. E allora quando ci vado faccio una scappatina ogni tanto. Prima ci andavo spesso, però ci vediamo spesso. E purtroppo è così. Ed io ho fatto l'arbitro non mi ricordo, del 52-53. Può raccontare il gioco del Io ho calcio. 68 anni di testa associativa, 68. 50 anni di Imola come sezione arbitri, dà soddisfazione naturalmente a tutta la città. Sì, è una sezione molto apprezzata anche in Italia, ha fatto un lavoro importante, prezioso, oltre 50 anni, la sede in proprietà, messa a disposizione il terreno dal comune, è una delle sezioni italiane che ha fatto un lavoro importante in questo settore, quello degli arbitri, quindi siamo molto contenti che questa storia continui, contenti perché i risultati raggiunti non sono mai casuali, ma sono il frutto anche di una tradizione, di una radice che si mantiene. Quindi questa sezione mantiene una tradizione, oggi presieduta da un giovane presidente, quindi mi pare che sussistano tutte le condizioni per guardare al futuro positivamente, con un'esperienza che porta Imola in Italia, perché più volte è stata considerata una delle sezioni migliori d'Italia e questo ci rende orgogliosi. Fra l'altro di servizio, perché l'arbitro di servizio alle tante società imolesi che praticano lo sport del calcio. Assolutamente, anch'io quando giocavo a calcio il ruolo di questa sezione è sempre stato particolarmente apprezzato da tutte le società sportive, di qualsiasi livello, in modo particolare nei diversi campionati, quindi è un pezzo pregiato di questa comunità, serve anche sul piano educativo e questo è particolarmente importante, anzi mi auguro che tanti giovani continuino a vedere in questa professione, in questa attività, in questa passione una condizione per stare insieme e continuare a crescere. La serata si è aperta con un ricordo di Stefano Farina, arbitro internazionale designatore della Serie B. Poi tante premiazioni per i giovani e per le promesse della sezione AIA di Imola. A chiudere i lavori è stato il presidente regionale del comitato arbitri, Sergio Zuccolini, ex internazionale, che ha salutato questa giovane sezione molto attenta e collaborativa con grandi prospettive per il futuro. Solo pochissime cose.